Allora, eccoci qua, eccoci rientrati in studio, ultima parte di questa puntata di TV7 Match, Ermanno, che dedichiamo a una figura di cui abbiamo parlato anche altre volte, ma non in maniera proprio specifica, e cioè la figura di Ante Pavelić. Ante Pavelić, presidente croato, sale al potere come dire, nel momento in cui c'è l'invasione nazista in Croazia, nella Jugoslavia, e da quel momento lì inizierà un periodo terribile per la Croazia. No, comincia già prima. No. Diciamo che Ante Pavelić è il primo presidente della Croazia. La Croazia è stata separata dalla Serbia perché faceva parte integrante in parte della Serbia, tant'è che rimangono nel territorio chiamato Croazia. Sono 6 milioni di abitanti, di cui 4 milioni sono, diciamo, croati, gli altri sono serbi ortodossi, quindi i croati sono legati alla religione cristiana, diciamo, romana, l'altra invece sono legati all'ortodossia. E questa naturalmente fa una grossa differenza, perché quando Ante Pavelić diventa presidente della Croazia, quindi siamo nel 1941, in piena guerra, diciamo, Ante Pavelić aveva già un passato non indifferente nella costituzione del partito dei contadini, ma in particolare degli così chiamati Ustaša. Gli Ustaša nascono come radice, diciamo, di questo movimento indipendentista, ma anche un movimento di crociati, va bene, nascono in Italia, soprattutto nei conventi fiorentini e dei francescani, e là imparano tutto quello che faranno poi, tant'è che poi il capo degli Ustaša saranno dei, diciamo, priori francescani. Accanto a questo c'è un altro personaggio molto importante, che è Stepinac, poi fatto cardinale dal Pio XII dopo la guerra, che è un altro personaggio che è testimonio indifferente, chiamiamolo testimone indifferente per bontà, di una strage che vuol dire 1 milione di serbi ortodossi. Non c'era la persecuzione degli ebrei, perché gli ebrei erano pochi, parliamo di circa 60.000 ebrei, parliamo di 15.000 invece di diciamo, Rom. Anche quelli venivano perseguitati perché disturbavano, e così per, diciamo, gli omosessuali eccetera, ma il numero importante è la persecuzione degli ortodossi, e questo Ante Pavelić si darà da fare, ma diciamo che prima di questo evento Ante Pavelić è responsabile della uccisione del re di Jugoslavia, che è Alessandro I, che va a Nizza, si incontra col ministro degli esteri francesi e ci sarà un attacco da parte degli Ustaša, su mandato forse con la presenza anche di Ante Pavelić, che sparano e ammazzano ambedue. La Francia si rivolge a Mussolini e dice: ma cosa state facendo? Mussolini ha detto che non sa niente, però chiaramente, diciamo, la radice di questo. Poi la gestione invece di quello che sarà la Croazia, quando ci sarà l'invasione tedesca, perché noi non riusciamo a tenere il fronte, diciamo, dei Balcani, quindi Hitler ha già deciso di invadere la Russia, deve ritardare di mesi l'invasione della Russia perché noi non riusciamo a liberarci, a vincere una sola battaglia sui Balcani, sull'Albania, sulla Grecia, siamo messi malissimo. Allora arriva la truppa tedesca, mette a posto tutto, si tiene buona parte della Croazia, una parte, diciamo, verso il mare la lascia a noi, la parte meno interessante. E naturalmente Pavelić sarà un attento cultore del nazismo, ma questo perché naturalmente veniva appoggiato anche dalla Germania. Questa è una premessa, naturalmente, e abbiamo con noi un esperto di storia che normalmente ci segue e che, se vuole fare un'introduzione su questo personaggio, di cui poi ne parlerà anche un grande letterato italiano, no?
Curzio Malaparte nel famoso libro Caput, quando descrive l'ennesimo incontro che lui ha con Pavelić, e Curzio Malaparte disprezzava il personaggio perché dice questo è un cretino di tutti i colori, e racconta un aneddoto quando va da lui e scopre che c'ha un cesto di occhi. Prego professore, a lei un'introduzione su questo personaggio. Sì, credo non sia mai troppo parlare di Ante Pavelić, poiché nello scenario della Seconda Guerra Mondiale e soprattutto quando si fa un approfondimento sui Balcani è una pedina importante gestita dall'asse, ovvero dall'asse tedesco-italiano. Il suo momento di gloria è quando si illude che la Croazia possa arrivare a questa indipendenza nel 1941, ma il personaggio si era già fatto mettere, si era già messo in vista già negli anni 30, come lei ha giustamente ricordato, con l'uccisione del re della Jugoslavia Alessandro I. Ricordiamo che è nato a Zagabria, è laureato in legge, tutta la sua formazione a livello di diritto riceve anche un influsso a livello ideologico, perché lui si fonda sul pensiero di un padre della Croazia che è Ante Starčević. Non dobbiamo dimenticare che Ante Starčević è un ideologo, era stato un deputato appunto del Parlamento croato già nel 1861, stiamo parlando appunto di un padre dell'ideologia croata. All'epoca dell'impero austriaco. Ecco, sì. E questo razzista, perché possiamo considerarlo razzista a tutti gli effetti, Starčević è un po' il maestro di Pavelić, per cui non c'è da stupirsi se poi andiamo a vedere nel dettaglio quando deciderà di liberarsi della comunità serba in Croazia, non c'è da stupirsi dei mezzi di cui sarà capace, poiché ricordo solo due slogan che sono riferiti a questo Starčević razzista, il quale diceva che i serbi sono la peggiore specie e vanno bene solo per il macello, e che ai serbi vanno bene solo i salici, voleva dire che dovevano essere impiccati, e sarà proprio quello che sarà fatto a questa etnia. Fra l'altro l'etnia serba era così numerosa che non si poteva neanche considerare una minoranza, perché parliamo di una Croazia che aspirava a una indipendenza fra le grandi potenze, volendosi liberare di quella che secondo Pavelić la confessione ortodossa doveva essere o considerata una forma di minoranza. Lo stesso Hitler, venuto a conoscenza dei misfatti degli Ustasci proprio contro la comunità serba, diceva che è impossibile, è difficile liberarsi di una minoranza così consistente. Ecco, per cui effettivamente abbiamo un Pavelić che insieme ai suoi macellai, perché dobbiamo usare questo termine, perché se elenchiamo le nefandezze di cui sono capaci dei campi di concentramento, di cui avete fatto solo cenno voi, ma ce ne sono ancora di più efferrate, ecco, ci rendiamo conto della brutalità di questo genocidio, che in proporzione, e chiudo con questo inciso, che in proporzione è stato ancora più feroce di quello nazista. Esatto, perché abbiamo certamente 1 milione di morti su 6 milioni di abitanti, invece diciamo che la strage nazista si parla di 6-8 milioni di varie, diciamo, etnie, ma in proporzione a tutto il resto d'Europa, quindi diciamo in proporzione Ante Pavelić era 10 volte più carnefice dello stesso Hitler. Ma tant'è vero che poi la fine dell'ultimo macello che è stato fatto nei confronti dei serbi fu completato dai tedeschi, perché gli Ustaš lasciavano la gente morta nei fossi, dentro i canali, lasciavano tracce dappertutto, e a un certo punto un generale tedesco ha detto basta,
ne ho le scatole piene, adesso ci pensiamo noi. Li hanno caricati nei vagoni e sappiamo come andava a finire. Ecco, quindi andarono in tutti i vari campi di sterminio, ma perlomeno, come era intelligenza dei tedeschi, dice facciamo una strage, ma quantomeno cerchiamo di nasconderla, e lo fecero anche ad Auschwitz, quando deportarono poi gli ultimi rimasti che abitavano prigionieri di Auschwitz. A parte questo, partiamo col primo contributo. Beati i criminali di guerra. San Giovanni Paolo II lo aveva annunciato e durante la sua visita in Croazia nell'ottobre 1998 avrebbe beatificato Aloysius Stepinac, vescovo cattolico, poi cardinale, complice delle atrocità nazifasciste in Croazia durante il regime di Ante Pavelić dal 1941 al 1945. Stepinac, arcivescovo di Zagabria, fu al fianco degli Ustascia di Pavelić fin dal 10 aprile 1941 con l'occupazione tedesca di Zagabria e la proclamazione dell'indipendenza della Croazia dal Regno di Jugoslavia con a capo appunto Ante Pavelić. Ma chi era Ante Pavelić? Era il capo del partito Ustascia che lui fondò il 7 gennaio 1929 sulle orme del Partito Croato del Diritto, che si prefeggeva programmaticamente l'eliminazione dei serbi. I serbi, diceva, sono roba da macello. Pavelić aveva trovato accoglienza in Italia, dove Mussolini nel bolognese gli aveva assicurato denaro e protezione, anche logistica, per formare i suoi Ustascia e per le sue attività terroristiche. L'attentato più grave e più conosciuto fu quello che a Marsiglia il 9 ottobre 1934 costò la vita al re Alessandro di Jugoslavia e al ministro degli esteri francese Barthou. Ante Pavelić fu condannato a morte in contumacia sia in Francia che dalla Jugoslavia, ma se ne restò tranquillamente a Siena sotto l'ala protettrice fascista. Il 10 aprile del 1941, con l'invasione tedesca della Jugoslavia, Pavelić manifestò subito la propria riconoscenza e la devozione per il Führer, con un messaggio dall'Italia che diceva: la Croazia indipendente legherà il proprio futuro al nuovo ordine europeo che lei, Führer, e il Duce avete creato. Pochi giorni dopo Pavelić sarebbe stato già in Croazia, nominò il suo primo governo, ormai era capo dello Stato, del governo, del partito, comandante supremo dell'esercito e duce di una popolazione di 3 milioni di cattolici croati, 2 milioni di serbo-ortodossi e mezzo milione di musulmani bosniaci, più altri gruppi etnici, tra cui 40.000 ebrei. Quando il 18 aprile l'esercito jugoslavo si arrese, la Serbia venne occupata dai tedeschi e quasi 2/5 del Regno di Jugoslavia passarono sotto la sovranità dello Stato indipendente di Croazia. Il 7 maggio 41, accompagnato da ministri e religiosi, Pavelić si recò in Italia da Vittorio Emanuele III, offrendo la corona di Croazia al duca Aimone di Spoleto, il quale, senza mai essere stato incoronato, già il 17 maggio si annunciò in Vaticano come re designato di Croazia col nome di Tomislav II. Il giorno dopo, circondato dai suoi banditi, come scriverà Galeazzo Ciano nel suo diario, Pavelić venne solennemente ricevuto in udienza privata da Papa Pio XII, che congedandolo gli fece i migliori auguri per la sua opera futura. A cosa si riferiva Pio XII? Si riferiva all'opera di conversione al cattolicesimo della popolazione croata, da ottenere con qualsiasi mezzo. Secondo Pavelić, 1/3 dei serbi doveva diventare cattolico, 1/3 doveva abbandonare il paese, 1/3 invece doveva morire. E così iniziò una politica di sterminio, di conversioni forzate del tutto identica alla soluzione finale nazista. Le chiese ortodosse furono distrutte, trasformate in stalle. I serbi ortodossi dovevano circolare con una P sul braccio, Pravoslavak uguale ortodosso, gli ebrei invece con la stella di David e solo nei quartieri ghetto organizzati per loro. L'unico modo per evitare la morte che li attendeva era la conversione al cattolicesimo.
Se passerete alla Chiesa cattolica, prometteva il vescovo di Giacovo, sarete lasciati in pace nelle vostre case. Tuttavia, nelle prime 6 settimane di vita della nuova Croazia furono assassinati 3 vescovi, preti e monaci ortodossi e 180.000 tra serbi ed ebrei. A Zagabria, dove risiedevano il primate Stepinac e il nunzio apostolico Marcone, il metropolita ortodosso Dositei fu torturato al punto da diventare pazzo. Il 17 febbraio 1942 il capo dei servizi di sicurezza scrisse al comando centrale delle SS parlando di circa 300.000 serbo-ortodossi uccisi o torturati a morte dai croati. Da notare che la Chiesa cattolica favorì tali mostruosità con le sue misure a favore delle conversioni e con la sua politica delle conversioni coatte, perseguite proprio con l'aiuto degli uomini di Ante Pavelic. Negli archivi della Gestapo si leggeva: la tensione esistente tra serbi e croati è, non da ultimo, la lotta della Chiesa cattolica contro quella ortodossa. Insomma, era iniziata una vera e propria crociata. Professore, ma questa non nasce solo perché c'è Ante Pavelic, è una vecchia tradizione che all'interno dell'impero austro-ungarico la persecuzione dei serbi era una tradizione che nasceva da molti secoli prima, perché peraltro i serbi non sono nativi di quella zona, vengono importati per fare fronte all'invasione dei turchi, perché sono persone toste, perché sono persone decise, perché si affezionano alla loro attività, alla loro famiglia e sanno difendere il territorio. E di questo se ne avvantaggia l'imperatore d'Austria. Finalmente abbiamo ma contemporaneamente vengono perseguitati. Prego. Sì, è giusto sottolineare anche un altro aspetto. Stiamo parlando di un territorio, quello dei Balcani, che ha sempre visto la contemporanea presenza, parlo una contemporanea presenza secolare di queste 3 etnie, i bosniaci, i croati, i serbi, poi divisi all'interno nelle varie confessioni, anche fra di loro, ma lo stesso popolo serbo, se noi vogliamo andare all'origine di come si percepisce, è un popolo che per secoli, tutto sommato, ha condiviso quella che era la cultura dell'impero Asburgo o ottomano. L'identità serba è stata recuperata solo negli ultimi 2 secoli, poiché da prima non esisteva. Se vogliamo essere proprio pignoli, esiste un memorandum creato dall'intelligenza serba solo in occasione delle guerre degli anni 90, dove si faceva un recupero di tutta questa storia, recuperando anche un possibile alfabeto, una possibile anche primogenitura di presenza nel territorio che risale appunto al Medioevo. E da lì si formano quelle che sono le origini di quello che poi diventerà il popolo serbo. Ma durante il cosiddetto periodo dell'impero ottomano, dal 1400 fino al 1800, finché non si disgrega l'impero ottomano, la Serbia esiste, ma non è un elemento così importante, così da investire a livello di ricostruzione, di identità di un popolo che sorgerà in maniera più convinta solo dopo l'ondata di illuminismo e romanticismo. Ecco, dobbiamo tenere presente questo contesto. Ma venivano perseguitati dai cristiani. Ecco. Gli ortodossi venivano perseguitati dai cristiani, ma soprattutto dall'ordine dei gesuiti. A questo punto, proprio all'inizio, prima della Prima Guerra Mondiale, quando il Vaticano, che deve essere riconosciuto come Stato, però non è più Stato perché dopo la presa di Porta Pia il Vaticano non è più nulla, è soltanto un'entità religiosa, vuole essere riconosciuto, e chi scrive di pugno, diciamo, il famoso concordato, che poi dopo la guerra si chiameranno Patti Lateranensi, eccetera, eccetera, è appunto Pacelli, allora diciamo braccio destro del cardinale Gasparri. Crea questo accordo tra uno Stato che non c'è e tutti gli altri Stati. Si presenta in Francia, in Germania, in Prussia,
nell'impero con Francesco Giuseppe, e dice: non possiamo firmare un accordo tra stati perché voi non siete di fatto uno Stato, procuratevi 1 metro quadro di terra e noi firmeremo. Ma chi è che firma alla vigilia, in coincidenza anche dell'attentato di Sarajevo, chi è che firma l'accordo? I serbi, che sono ortodossi. Ma perché lo firmano? E c'è scritto: purché ci lasciate in pace voi cristiani, noi vi riconosciamo purché ci lasciate in pace una volta per tutte. Peraltro nelle memorie di Francesco Giuseppe, naturalmente, c'è scritto anche questo, e dà la colpa a Pacelli perché dice: tu non potevi fomentare, io ho rifiutato di firmare il concordato e tu sei andato in Serbia a far firmare il concordato, e la Serbia era un protettorato naturalmente dell'Austria, sì. Ed è uno dei motivi per cui nasce questo conflitto. Poi ci sarà anche l'attentato di Sarajevo e ci sono molti altri conflitti, abbiamo visto come è andato a finire. È cominciato da là, è finito con la Seconda Guerra Mondiale, perché è stato poi un concatenarsi di vicende. Allora ci domandiamo perché c'era ancora questo astio nei confronti di una religione che poi tutto sommato è la religione fondatrice del cristianesimo. Perché a fondare questa religione è stato Costantino. Prego, professore. E se facciamo una valutazione di tipo religioso, bisogna guardare quale percezione di se stessa ha la Chiesa a livello dottrinale in questo... Quale Chiesa? No, stiamo parlando della Chiesa cattolica. Sì. La Chiesa cattolica, qual è la percezione e soprattutto quale coordinate a livello teologico segue, ovvero è una Chiesa che si pensa missionaria, è una Chiesa che sente una responsabilità anche verso le altre religioni e verso le quali si sente ancora come la religione assoluta, e c'è anche un altro ambito che è quello delle confessioni interne. Ricordiamo che l'ortodossia è una confessione interna al cristianesimo e come tale avviene dopo il 1054, quando c'è lo scisma tra Chiesa d'Oriente e Chiesa d'Occidente, e allora la Chiesa di Occidente, cioè la Chiesa romana, dice: noi abbiamo un'origine non dal 312 con Costantino, il concilio di Nicea e tutto il resto, noi siamo nati prima perché a Roma è arrivato Pietro, e Pietro che ha fondato Pietro, su questa pietra fonderai la mia chiesa e con le porte dell'inferno non entreranno, quindi se noi siamo più antichi, e questo è il motivo dello scisma. Prima la Chiesa di Roma non aveva mai fatto un concilio, lo comincerà a fare nel 1114 mi pare, il primo concilio, perché anche loro si organizzano. Il motivo della rottura è che Roma vuole avere il sopravvento sul resto del cristianesimo, perché era una questione di potere, non di teologia. Poi la teologia va a seconda degli interessi. Diciamo che chi ha messo insieme il cristianesimo per primo e ha cercato di unificarlo è stato Costantino. L'ha fatto bene, l'ha fatto male, non entriamo nel merito, ma comunque storicamente questo. Naturalmente è cresciuto pari pari, perché allora la Chiesa è Costantino che apre al cristianesimo con l'editto di Milano, no? Quindi a Roma i cristiani venivano perseguitati. L'ultima martire cristiana è stata Santa Giustina di Padova. Nel 308, adesso posso sbagliare di qualche anno, è stata l'ultima perché purtroppo l'editto di Milano è avvenuto subito dopo, se no si sarebbe salvata, poveretta. Ecco, questa è la situazione. Poi naturalmente la discordia fa parte di questa. E arriviamo in questa discordia di sopravvento della stessa religione che ha un certo tipo di filosofia di un tipo ed è quell'altro, per cui c'è un conflitto religioso e non per caso poi arriveranno le prime crociate, ma la prima vera crociata l'ha fatta Costantino a Ponte Milvio, usando come simbolo
la croce e disegnando la croce sullo scudo e sull'elmo dei suoi soldati, e quindi diciamo diventa un punto di riferimento fondamentale. Dopo naturalmente andare in cerca delle radici, questo è un motivo del conflitto, e arriviamo fino a Pavelić, e c'è un conflitto tra cristiani, diciamo romani, e cristiani costantinei. Per quale motivo? Cosa è un motivo reale o è un motivo, diciamo, teologico? Ecco, allora è possibile fare una guerra, una persecuzione su motivi teologici? Questa è la domanda che faccio a lei. No, diciamo che lo sfondo religioso rimane fondamentale per comprendere anche le vicende della Croazia, ma il nazionalismo spinto che Pavelić era il rappresentante, era l'interprete, era l'esecutore, perché rientrava dentro a una visione cattolica dove la confessione ortodossa era considerata appunto una confessione lontana, era considerata eventualmente da guadagnare, da convertire, ecco. E tanto più che Stepinac, lei ha citato questo vescovo, quando sarà accusato di questa sua collaborazione nel genocidio, perché queste sono delle accuse che lui si trova a doversi difendere in un processo, Stepinac un po' più in maniera più blanda parla solo di tentativo di convertire i serbi al cattolicesimo, ma lo fa quasi arrampicandosi sugli specchi. Sappiamo bene che invece era consapevole e tacitamente consenziente con il mattatoio che era in corso, e lo sappiamo che questo lo si sapeva anche perché esiste una testimonianza del vescovo di Mostar, Simic, cattolico, il quale dice che non è possibile fare questo della confessione ortodossa, che vedeva sparire uccisa sotto i suoi occhi. Quindi un vescovo cattolico di Mostar ha il coraggio di dire la sua contrarietà a quello che stava avvenendo come genocidio a danno dei serbi, mentre Stepinac su questo tace. Certo, ma poi c'erano i serbi ortodossi di serie A e i serbi ortodossi di serie B. Allora, guarda caso, quelli di serie A, circa 1 milione, sono stati 800.000 documentati dai nazisti, per cui ci siamo, e vengono sacrificati, gli altri si salvano. Allora, se andiamo a vedere la statistica, i morti sono tutti i serbi ricchi. Invece quelli convertiti, perché li riunivano in una piazza e dicevano: volete essere battezzati? E allora alzate il braccio, e naturalmente tutti dovevano farlo perché altrimenti venivano sgozzati, e poi li benedicevano e venivano tutti insieme convertiti. Ma erano i poveri, i ricchi venivano eliminati per ovvi motivi di interesse. Prego. Ecco, lei fa una distinzione di classe, sicuramente legato anche al censo, ma esisteva all'interno del mondo ortodosso, come esiste tuttora, la divisione, perché non è che siano così monolitici, poiché anche loro, essendo chiese autocefale, fanno riferimento a un vescovo proprio, e anche nel loro contesto della diocesanità, diciamo, dell'estensione territoriale, va considerato che ci sono degli ortodossi che vogliono mantenere un legame con Roma, cioè con il Papa, e questi vengono definiti uniati. Gli uniati. Quindi anche all'interno del mondo ortodosso serbo esistono anche tuttora, diciamo, questa compagine che numericamente non è consistente, ma esiste diciamo, un collegamento anche spirituale con la Chiesa cattolica grazie a questa definizione, definiti appunto degli uniati. E qui in questo caso i serbi croati, i serbi che erano presenti nella Croazia di Pavelić, chi faceva questo tipo di adesione o che già manifestava che era o
osservante appunto della cattolicità romana potevano avere un trattamento diverso. Certo, ma ancora in Italia ci sono chiese ortodosse, se si va in Sicilia, ci sono chiese ortodosse che tranquillamente praticano e non sono mai state perseguitate dalla Chiesa Cattolica, perché hanno riconosciuto la Chiesa Cattolica come linea, diciamo, principale, si sono informati, ed erano tutti migranti che scappavano dalla Grecia, da altre parti, e se ne venivano in Italia, e lì hanno fondato queste chiese. Addirittura in alcuni paesi io ho constatato che c'è la Chiesa cristiana esattamente di fronte, nella piazza, di fronte alla Chiesa ortodossa. Quando sono stato coincideva la Pasqua ortodossa con la Pasqua cristiana, e io ho assistito alla messa del vescovo della Chiesa, e contemporaneamente ho passato la strada, sono salito sui gradini e c'era la Pasqua ortodossa, che peraltro è simpaticissima, perché non danno la comunione, passano con un cesto e danno un pezzo di pane a tutti. Ecco, questa è l'altra tradizione che è rimasta, eccetera. Sì. Quindi, aggiungiamo, allora, visto che ha avuto questa esperienza così diretta, che quando si parla di ortodossi e cattolici la prossimità è molto vicina, è molto vicina, non è che siano due religioni come superficialmente si intende, già la terminologia è impropria, si parla di due ramificazioni all'interno del cristianesimo, e la prossimità sia a livello dottrinale ma anche a livello di liturgia, anche se possono sembrare così lontane o diverse, sono invece molto comuni. Gli aspetti dottrinali che li dividono sono aspetti che possono essere ricomposti. Ci sono equip che stanno lavorando da molti mesi, da molti anni, diciamo, per tentare, anche se le vicende ultime della guerra in Ucraina hanno portato le cose indietro ormai di decenni di tutto questo lavoro ecumenico che è stato fatto. Ma se noi fossimo attenti a guardare soprattutto agli aspetti che uniscono, ecco, le varie confessioni, c'è sicuramente molto da condividere piuttosto che da distinguere. Ma una delle interpretazioni teologiche da parte di uno rispetto all'altro, se Dio è tre in uno e l'altro dice no, è uno in tre. Quindi solo questa interpretazione ha generato delle guerre. Ecco, diciamo che era un'altra epoca, vedevamo la vita umana come una cosa di poco conto. Oggi che teniamo conto della vita umana in maniera forse un po' meglio, fa ridere. Però durante le crociate, per esempio la prima crociata, non c'era lo scisma, cioè hanno abolito lo scisma. Per quale motivo? È il 1054, la crociata è il 1095. E perché? Perché l'imperatore di Costantinopoli aveva bisogno di combattere contro i turchi, perché i turchi non sono nativi della Turchia. Era la prima invasione di Aslan I e poi successivamente di Aslan II del territorio dell'impero greco. Allora i cristiani si sono uniti in due grandi spedizioni, quelle dei pezzenti di Pietro l'Eremita e l'altra invece dei nobili che sono andati a Costantinopoli. Quando l'imperatore ha avuto modo di conoscere questi personaggi, si è pentito, ma ormai era troppo tardi. Hanno proseguito per la Palestina e quindi per Gerusalemme, ed è stata quella volta che Goffredo di Buglioni ha conquistato Gerusalemme facendo una strage di 62.000 abitanti, uomini, donne e bambini, compresi i cristiani, perché non riuscivano a capire la differenza. Ma questo fa parte delle crociate. Ma siamo usciti fuori dal discorso e torniamo al nostro Ante Pavelić e partiamo. Pavelić è la fuga e la assoluzione. Allora, Pavelić ha una fase intermedia, anzi direi che noi passiamo attraverso il secondo contributo, il genocidio serbo, ortodossi, crociate. Prego.
La Chiesa cattolica collaborò fin da subito col regime di Ante Pavelić. Molti preti cattolici erano membri del partito Ustascia, vescovi e sacerdoti cattolici sedevano nel Parlamento croato, padri francescani comandavano i campi di concentramento e lo stesso Ante Pavelić appariva in centinaia di fotografie circondato da vescovi, preti, frati, suore e seminaristi. E il futuro beato Stepinac non sapeva proprio nulla? Tutta la stampa cattolica manifestava la propria simpatia e collaborazione con i programmi criminali di Pavelić. Il giornale episcopale dell'arcivescovo di Sarajevo scriveva apertamente che il cattolicesimo andava proclamato con l'aiuto dei cannoni, delle mitragliatrici, dei carri armati e delle bombe. I preti cattolici predicavano quotidianamente. Ora è giunto il momento della pistola e del mitra. In quest'opera si distinsero i francescani che da subito avevano messo a disposizione degli Ustascia i propri conventi trasformati in depositi d'armi. Il francescano padre Simic, al comandante della brigata Sassari, che gli chiedeva le linee direttrici della sua politica, rispose: uccidere tutti i serbi nel più breve tempo possibile, e questo è il nostro programma. Nei campi di concentramento di Jasenovac, Jadovno, Pag, Ogulin, Jastebrasco e tanti altri, i francescani esercitavano il mestiere di veri e propri bojac. Nel campo di Jasenovac furono trucidati circa 200.000 serbi ed ebrei ed era sotto il comando del francescano Miroslav Filipovic Majstorovic, il quale si conquistò la fama di abilissimo strangolatore e sarà poi giustiziato nel 1945, ma il collega Brzica gli fu superiore. Nello stesso lager, nella notte del 29 agosto 1942, riuscì a decapitare da solo 1369 internati con una mannaia speciale. Tutto questo accadeva sotto gli occhi di Stepinac, presidente della conferenza episcopale croata e arcivescovo di Zagabria. Pavelić lo trovò sempre dalla propria parte e con lui tutti i vescovi cattolici, le cui critiche, quando ci furono, appaiono oggi estremamente riguardose. Dopo che Pavelić ebbe dichiarato guerra aperta e senza regole alla Chiesa ortodossa, Stepinac manifestò il proprio compiacimento osservando che Pavelić è un devoto cattolico e la Chiesa cattolica gode di una piena libertà d'azione. Stepinac si adoperò quindi a favore di un rapido riconoscimento formale della nuova Croazia da parte del Vaticano, che per parte sua continuò però in maniera ipocrita a mantenere rapporti diplomatici col governo jugoslavo in esilio. Nel gennaio del 1942 Stepinac venne nominato dal Vaticano vicario militare degli Ustascia e subito quasi 150 preti divennero cappellani dell'esercito Ustascia e dunque mentre italiani, tedeschi, croati in esilio stigmatizzavano il comportamento criminale del governo di Pavelić, mentre accadeva tutto questo Stepinac taceva e collaborava conferendo col Vaticano, con Papa Pio XII, col segretario di Stato Maglione, con altri prelati e cardinali e anche col futuro Papa Monsignor Montini. Dal 1941 al 1945 in Croazia vennero trucidati non meno di 700.000 serbi ortodossi, spesso direttamente ad opera di preti e frati, eppure né Stepinac né Pio XII sembra ne siano stati edotti e tacquero. Papa Pacelli ruppe il suo silenzio sulla Jugoslavia solo il 2 giugno del 1945 con queste parole: dobbiamo purtroppo lamentare in più di un paese uccisioni di preti, deportazioni di civili, esecuzioni di cittadini senza processo o per vendette private, e non meno tristi sono le notizie che ci provengono dalla Slovenia e dalla Croazia. C'era evidentemente una rivalsa da parte delle vittime e dei parenti delle vittime. Prego, professore. Sì, diciamo che la Chiesa cattolica in questo genocidio operato dall'ideologia croata non ne esce, a mio avviso, molto felicemente. C'è questa doppiezza del vescovo Stepinac che fra l'altro si muove con un ardore, con una vicinanza, una
solersi, a spalleggiare sempre Pavelić, facendo di tutto anche perché sia ricevuto in Vaticano. Tra l'altro è qualcosa di insolito, qualcuno ha fatto notare che questa udienza in Vaticano di Pavelić i Poglavnik, cioè quel duce, no, croato, che aveva al seguito una cinquantina di persone che erano i suoi aguzzini proprio, avviene una domenica pomeriggio, orario anche insolito per le udienze dei capi di Stato. Quindi vuol dire che Pio XII sotto questo punto di vista dimostra una benevolenza sicuramente eccessiva, esagerata, verso l'operato che Pavelić portava in Croazia. Teniamo ancora presente anche, come è stato evidenziato dal filmato, che dei 22 campi di concentramento che sono stati aperti in Croazia, ben 12 erano gestiti da religiosi. E non vorrei sbagliarmi, ma forse uno di quei 2 sacerdoti che abbiamo visto nel filmato era ribattezzato Frate Satana. Frate Satana proprio per la rozzezza, ma anche per la brutalità, le uccisioni, il divertimento. Adesso non voglio esagerare con questi dettagli, ma il divertimento con cui infieriva verso i prigionieri. Tra l'altro si trovarono anche l'esercito croato di recente costituzione con mancanza di personale, mancanza di uomini, per cui andarono a prenderseli soprattutto nelle carceri, andarono a prendere anche delle persone che erano criminali di professione e li fecero indossare una divisa e li mettero a fare i guardiani in questi tipi di lager. Quindi c'è da immaginarsi con quale rispetto o con quale ferocia queste persone abbiano perso la vita. I cadaveri che sono stati recuperati dimostrano di quei segni di violenza proprio gratuiti. A delle ragazze la recisione delle mammelle, per dire, a delle donne incinte addirittura tolto il feto e messo dentro un gatto vivo, sì. Per dire, ecco, non voglio entrarmi in dettagli maggiori, ma la brutalità di questi campi di sterminio, perché sono paragonati ai campi di sterminio, e arriva fino a queste atrocità. E dell'Arche nascono le prime foibe. E nascono, ecco, è giusto ricordare che moltissimi serbi sono stati infoibati, moltissimi serbi. Al punto tale che queste foibe erano talmente piene che quando buttavano giù la gente non moriva, perché erano, diciamo, purtroppo c'erano i cadaveri che facevano da, diciamo, ammortizzatori. Sì, è la modalità in cui queste persone vengono tolte di mezzo che è raccapricciante, le collane appunto fatte con gli occhi delle persone, addirittura esposti in vassoi, cioè i pezzi organici di alcune persone, cioè violenze gratuite operate su giovani ragazze, ecco, tutte cose che andare a vedere nei libri, che non sono neanche tanti, e le fotografie anche su questo sono pochissime, perché è giusto dire che la documentazione fotografica di questo genocidio langue, non è così copiosa come quello nazista, e invece purtroppo va ricordato con quale abiezione, brutalità e bassezza, anche sotto una copertura ideologico, religiosa, dentro anche un'ottica di fanatismo esasperato per questa pulizia etnica, in quel periodo che va dal 41 al 43 al 45 si sia compiuto proprio in alcuni villaggi della Croazia a danno della popolazione serba. Certo, e allora passiamo al terzo contributo, Pavelić e la fuga e la soluzione. Il 6 maggio del 1945 Ante Pavelić lasciò Zagabria alla volta dell'Austria, probabilmente secondo un piano prestabilito, anziché assieme ad altri esponenti del suo governo, alcuni dei quali avevano già iniziato il tragitto alcuni giorni prima. Il 7 maggio i tedeschi si arresero in maniera incondizionata agli alleati. Nei termini di resa sarebbero dovute ricadere anche le forze armate croate, ma il generale tedesco Lohr ne informò Pavelić e
lasciò a lui il comando in capo dei sopravvissuti. Il primo e unico comando che Pavelić emanò in maniera ufficiale fu di non arrendersi ai partigiani comunisti di Tito, ma di dirigersi alla volta dell'Austria. Fu così che, malgrado il termine ufficiale del conflitto, si ebbero una serie di sanguinosi scontri successivi tra le truppe croate regolari, Ustascia e Domobrani, e i partigiani che tentarono di sbarrare loro la strada, in special modo sulla Drava. Ante Pavelić invece raggiunse l'Austria e poi, grazie all'appoggio del Vaticano, Roma. Da qui poi si trasferì in Argentina, dove si stabilì grazie alla protezione di Juan Domingo Perón nel 1948. In Argentina gestì un'impresa di costruzioni e poi attivò nella comunità croata nel 1956 il Movimento di Liberazione Croato, un gruppo che commemorava anche i massacri di Bleiburg del maggio 45, presentando le azioni degli Ustascia durante la guerra come una rivoluzione dopo anni di oppressione. Nel 1957 Ante Pavelić fu ferito in un attentato a Buenos Aires ad opera di Blagoje Jovović, un nazionalista serbo. A quel tempo, secondo quanto riferito, Pavelić era ricercato dal servizio segreto della Jugoslavia comunista e dal servizio segreto israeliano. Il governo argentino a un certo punto accettò di estradarlo in Jugoslavia, ma Ante Pavelić, che fu avvisato, trovò rifugio in Cile presso comunità naziste presenti sia in Argentina che in Sud America. Poi raggiungerà con la famiglia Madrid, in Spagna, in accordo con il regime franchista, purché rimanesse discreto. Morì nel 1959 per le conseguenze delle ferite riportate nell'attentato di 2 anni prima. Papa Giovanni XXIII gli inviò la sua benedizione personale. Lo Stato spagnolo però non fornì prove convincenti della morte di Pavelić e non fu fornita alcuna foto, così come nessun funzionario jugoslavo poté accertare il decesso e la morte restò dubbia fino alla morte di Tito nel 1980. Tra l'81 e l'87 le autorità jugoslave hanno chiesto più volte alla Spagna di avere accesso ai resti di Pavelić per confermare la sua morte, ma senza risultato. La dissoluzione della Jugoslavia in diversi stati dal 1991 ha posto fine a queste procedure. Bene, e quindi diciamo che Pavelić è andato in Sud America passando per il Vaticano, poi ospite del vescovo di Genova, in attesa del traghetto gestito da Evita però, perché tutta la via, diciamo, della fuga dei nazisti avveniva grazie all'organizzazione di Evita Peron e naturalmente di Peron stesso. Prego, professore. Sì, Ante Pavelić, anche il suo epilogo è alquanto movimentato, è alquanto burrascoso, possiamo dire. 4 sono i paesi che gli facilitano la fuga. L'Austria in un primo tempo era in una piccola località di St. Gilgen, su un laghetto dell'Austria, dove lui si ripara nell'immediato periodo, nel primo dopoguerra. Poi ricordiamo che c'era da mettere in salvo non solo Pavelić, ma di tutti i religiosi che lo avevano spalleggiato e tutti, diciamo, i più stretti collaboratori che avevano collaborato al genocidio. Per cui c'è a Roma una chiesa di San Girolamo, proprio vicino al Trastevere, dove queste persone riescono a trovare temporanea ospitalità o rifugio, un nascondimento in attesa che non fossero preparati i documenti per la fuga. Ricordiamo anche che tutto questo viene facilitato da un altro religioso, Krunoslav Draganović, un francescano altrettanto ben immanicato con molti prelati del Vaticano, il quale con molta facilità forniva denaro e documenti a questi signori che avevano bisogno di sparire dalla Croazia, ma non solo dalla Croazia, ma anche dall'Europa. Per cui abbiamo queste facilitazioni appunto
fatte apposta per tutti i croati che si erano macchiati delle nefandezze durante il genocidio. Poi abbiamo la copertura per quanto riguarda l'Argentina, e poi l'altrettanta in quel periodo dove l'Argentina, su questo sappiamo bene con quanta facilità abbia accolto tutti gli ex nazisti in fuga, e ricordiamo poi anche la Spagna, che apparentemente questa neutralità di Franco non era poi così tanto una neutralità, perché era pur sempre stata indecisa la Spagna se entrare in guerra a fianco della Germania oppure no. Per cui è un'ulteriore ospitalità, accoglienza che Pavelić riceve nell'ultimo periodo della sua vita proprio in Spagna. Ma questo antifascista serbo, appunto, come abbiamo visto, lo rintraccia e con 2 colpi di pistola alla schiena cerca di liquidarlo. Non ce la fa subito, ma come abbiamo visto, almeno stando a quello che dicono anche molte fonti, la morte risale proprio al 1959 in seguito alle ferite di questo attentato. Sì, benissimo. Allora passiamo al quarto contributo, però è la via dei ratti. Péron, i nazisti e la via dei ratti. Era il 10 agosto 1944. Presso l'hotel Maison Rouge di Strasburgo si tenne una riunione fra alcuni dei più importanti gerarchi e criminali nazisti e alcuni dei maggiori industriali tedeschi. Il tema dell'incontro era preparare un piano per affrontare la disfatta e organizzare la successiva rinascita del nazismo. Fu deciso lo spostamento di ingenti capitali in Svizzera e in Spagna, dove governava Francisco Franco. Erano soldi preziosi, rubati agli ebrei uccisi nei campi di concentramento, che non sarebbero stati quindi più reclamati. Far sparire quel denaro era importante perché non era possibile cambiare marchi in dollari. Trasferendolo in Spagna, Svizzera e poi in Argentina consentiva di farlo. Il denaro così poteva rientrare anche in Europa. Difficile stabilire quanto denaro finì in quei conti, ma si sa che fu usato come capitale iniziale dal Credit Suisse, nato dalle ceneri dell'Istituto di Credito Svizzero. Il piano di fuga era già stato pianificato e i collegamenti, in particolare con l'Argentina, erano concordati da prima del conflitto. Gli interessi di Berlino in Sud America erano andati crescendo negli anni della guerra, con investimenti economici e con sempre più tedeschi che si erano trasferiti nel paese con il compito di accogliere i nazisti in uscita dalla Germania. L'operazione prevedeva 3 vie di fuga dall'Europa. La più importante partiva da Monaco di Baviera, passava poi da Salisburgo e si dirigeva verso Madrid. Altri 2 percorsi partivano sempre dalla capitale bavarese, transitavano da Salisburgo o dal Tirolo per approdare poi a Genova. La destinazione finale era l'Argentina, dove dal 1946 governava il generale Juan Domingo Perón, pronto ad accogliere i nuovi cittadini insieme ai capitali che si portavano dietro. Si ritiene che Perón, già nel 1943, quando era addetto militare a Berlino, avesse fornito passaporti in bianco a vari esponenti del Partito Nazionalsocialista in cambio di azioni di diverse aziende tedesche operanti in Argentina. Questi passaporti permisero a molti tedeschi di diventare cittadini argentini, lasciando indisturbati la Germania. Ma il flusso di criminali nazisti si dirigeva anche verso Paraguay, Brasile, Uruguay, Cile e Bolivia. La via di fuga fu chiamata Ratline, la via dei ratti, dal nome di quella corda che collega la cima degli alberi delle imbarcazioni, ultimo rifugio per i topi in caso di naufragio. Secondo le stime furono oltre 5.000 i criminali nazisti che scapparono grazie a questa organizzazione che si appoggiava alla compiacente gerarchia del Vaticano. La centrale operativa era a Roma, collegata alla Croce Rossa Internazionale e con la copertura della Commissione Pontificia di Assistenza, che forniva documenti falsi con nuove generalità per i criminali in fuga. La via dei ratti fu chiamata anche via dei monasteri, perché molti dei criminali furono ospitati in monasteri cattolici, dove gli veniva garantita protezione e documentazione falsa per espatriare.
A gestire tutto era il vescovo austriaco Alois Udall, rettore del collegio teutonico di Santa Maria dell'Anima a Roma, che era collegato a Walter Rauff, criminale nazista che faceva parte dell'ufficio di sicurezza del Reich e l'ideatore dei camion con camere a gas mobili. Rauff passerà il resto della sua vita in Cile, dove sarà utilizzato, come altri suoi colleghi, dal regime di Pinochet per organizzare campi di reclusione dove finirono torturati e uccisi migliaia di desaparecidos durante la dittatura. Rauff morirà nell'84, ancora impunito, a Santiago del Cile, malgrado le numerose richieste di estradizione da parte di Israele, Inghilterra e Parlamento europeo. Il Vaticano sostenne che Udall agì per conto proprio, ma né la via dei monasteri né l'organizzazione che permetteva la fuga ai criminali nazisti sarebbero stati possibili senza un consenso della Santa Sede e del Papa Pio XII. La Rat-Line fece scappare anche altri criminali come Ante Pavelic, capo degli Ustascia croati, responsabile dello sterminio di 800.000 cristiani serbo-ortodossi e di altre migliaia di ebrei e zingari uccisi nei campi di concentramento croati. Alla fine della guerra la presenza di una folta comunità nazista a Buenos Aires era una cosa nota. Perón fece finta di niente e lasciò agire i nuovi arrivati come parte dei tanti immigrati già giunti anni prima. In questo modo il progetto di una rinascita del Reich in Sud America trovava terreno fertile in Argentina e in Cile, dove nel dopoguerra si trovò un piccolo esercito di circa 12.000 persone che diede vita a delle piccole enclavi. Territori quasi inaccessibili, al cui interno venivano commessi crimini indicibili, come a Colonia Dignidad, località al confine tra Argentina e Cile, oggi chiamata Villa Baviera, dove vi trovò rifugio e lavorò anche il criminale nazista Joseph Mengele, medico ungherese, fervente sostenitore delle teorie razziali di Hitler e che applicò ai prigionieri dei campi di concentramento. Un lavoro che gli valse l'appellativo di Angelo della Morte. Ecco, questa è una panoramica di quello che è stato quel periodo non solo di guerra, ma la crudeltà che c'era anche nella vita civile, nella vita di tutti i giorni. E tutti erano coinvolti e nessuno ha avuto il coraggio di opporsi. Non ci furono partigiani in Germania, non ci furono gente che si opponeva a questa crudeltà e naturalmente non era solo nei confronti degli ebrei piuttosto che dei Rom, piuttosto che di altre religioni, ma era nei confronti di tutta una popolazione che non meritava nulla di tutto quanto veniva fatto e poi soprattutto con la guerra fredda è stata messa un coperchio sopra e si è dimenticato tutto e invece questo non è storia. Prego professore. Diciamo che resistenza, opposizione ce n'è stata anche in Germania, ma subito silenziata. È giusto ricordare i giovani universitari della Rosa Bianca, è giusto ricordare il vescovo di Münster, Leon von Galen, che ha osato protestare contro l'uccisione proprio soprattutto dei disabili, perché considerate bocche inutili, no, dal Terzo Reich, anche se in Germania questo tipo di opposizione trovava lo spazio che trovava. Tuttavia, a onor del vero, completando quanto abbiamo visto nel servizio per le vie di fuga, ecco, è giusto aggiungere che ci sono state molte coperture perché tutti i nazisti in Europa potessero mettersi in salvo. Allora abbiamo visto attraverso la Spagna, abbiamo visto attraverso l'itinerario dei conventi, l'abbiamo visto attraverso San Girolamo, la chiesa di Girolamo per quanto riguarda tutti i religiosi implicati nel genocidio contro i serbi. Abbiamo visto l'Argentina, di cui è arcinota, diciamo, la copertura che ha offerto. Ricordiamo che negli anni 30, quindi non è ancora scoppiata la seconda guerra mondiale, negli anni 30 in Argentina c'erano già 12.000 nazisti che lavoravano a questo tipo di eventualità. È paradossale, ma anche questo fa capire quanto l'Argentina fosse accogliente e disponibile con altri aiuti che venivano appunto
dall'Europa. Infatti, la Svizzera, attenzione, anche la Svizzera, c'è un certo Dulles, un funzionario che poi opererà all'interno della CIA americana, che dava altrettanto copertura a questi nazisti in fuga, perché in Svizzera avevano già collocato i loro averi, i loro tesori. E tutto questo ci dice, e poi ecco l'ultima, ricordiamolo, la cosiddetta organizzazione Odessa, di cui si è fatto un cenno molto rapido, che Simon Wiesenthal, il cacciatore di nazisti, ha enfatizzato come una grande organizzazione, ma comunque ha fatto qualcosa, ma non era così ben strutturata come il romanzo di Forsyth l'ha invece fatta conoscere, che ricordiamo anche l'enfatizzazione dell'operazione Odessa, frutto più di un capolavoro letterario che non di una realtà storica. Ecco, tutto questo, ecco, mi permetto di aggiungere, non si comprende se non si tiene presente anzitutto una paura diffusa per il bolscevismo e il comunismo. Per cui tantissime di queste coperture vengono fatte anche in funzione di fronteggiare il possibile nemico di cui si temeva comunque l'avanzata. Perché valeva il principio: il nemico del mio nemico è mio amico, e quindi i nazisti sono passati da nemici, quando non erano più in grado di fare la guerra, sono passati dalla parte degli americani, e i fondi che hanno portato in Sud America e in Svizzera sono finiti negli Stati Uniti, e Trump ne sa qualcosa. Prego. La seconda invece motivazione, che non è una giustificazione ma può far comprendere la mentalità, è il fabbisogno che sia l'America che l'Argentina, ma anche altri paesi, avevano di accaparrarsi i cervelli in fuga di questi stati, che erano pur sempre dei tecnici o erano dei politici, erano delle persone dotate di una capacità organizzativa, di una quoziente anche di intelligenza, per cui sono stati in qualche maniera poi riciclati all'interno di questi organismi stessi. Questo ulteriormente è paradossale. Difatti sarà la fine di Perón, perché Perón aveva raccolto gli scienziati tedeschi che erano scappati, i quali l'avevano convinto che erano in grado di fare la bomba atomica. Allora Perón finanziò, con i soldi tedeschi finanziò la bomba atomica, che non riuscirono a farla perché erano ben lungi dalla tecnologia moderna, dal nostro scienziato italiano. Però gli americani si preoccuparono molto, e quindi subito dopo il primo esperimento allontanarono Perón, lo misero in esilio, ma Evita era già morta. Peraltro Perón conosce Evita in Germania prima della guerra. Perché era andato in Germania? Proprio perché i tedeschi stavano facendo un'enclave tedesca, già allora prima del conflitto avevano comprato con soldi interi territori, ve l'avevano isolati anche con filo spinato, e lì andavano e avevano costruito addirittura delle aziende, delle industrie, perché volevano creare una colonizzazione dell'Argentina, che poi è servita appunto alla via dei ratti, alla Rat Line, eccetera. Però il nostro Ante Pavelic aveva mandato in Vaticano 30 casse di oro. Nessuno in questo momento è in grado di dire quanto grandi fossero, però naturalmente 50% di quello era di proprietà del Vaticano o di Pacelli, l'altra metà li recuperò per fare quella grande organizzazione sudamericana che doveva poi rivendicare il territorio jugoslavo. E in questo senso abbiamo l'ultimo contributo, numero 5, il viaggio in Europa di Evita Perón, che appunto si attiva per recuperare quanto i nazisti avevano lasciato in Vaticano e nelle banche svizzere. 1947, il viaggio in Europa di Evita Perón. Quando nel 1946 Juan Domingo Perón viene eletto presidente dell'Argentina, ha al suo fianco Evita Duarte. Con il pieno supporto del marito, Eva riprende il proprio incarico al Ministero del Lavoro, ma in quanto donna non può ufficialmente ricoprire una carica e quindi non percepisce alcun stipendio. Perón nomina un ministro fittizio, mentre Evita prende il controllo degli uffici e sistema molti dei suoi familiari.
Sfidando anche chi aveva tentato di ostacolarla, Eva scende in campo, si batte per l'approvazione della legge sul suffragio delle donne e si dichiara vicina alle donne lavoratrici. È in questo periodo che inizia a farsi chiamare affettuosamente da tutti Evita, un modo anche per ridurre la distanza tra lei e il suo popolo. E questa Evita, la leader delle donne, la nemica degli oligarchi, la voce del peronismo, che Francisco Franco invita a visitare la Spagna. Ed Evita parte alla volta dell'Europa. È il 1947 ed Evita organizza un viaggio che prevede di toccare le principali capitali europee. La prima tappa è nella Spagna di Francisco Franco, che la accoglie come una regina. La seconda tappa del viaggio è in Italia, arriva nel giugno del 1947 ed è a Roma dove viene accolta con tutti gli onori dal ministro degli esteri Conte Sforza e poi in Vaticano da Papa Pio XII che le conferisce la Gran Croce dell'Ordine di Pio IX. Sarà in visita poi anche a Milano e a Bordighera e sarà apprezzata soprattutto per la sua eleganza e la sua bellezza. Conclusa la visita in Italia, Evita apprende che nella tappa successiva, quella inglese, non sarebbe stata accolta dai reali a Buckingham Palace e quindi decide di cancellare la visita e va a Parigi, dove però non viene accolta molto bene. Ci sono atteggiamenti poco rispettosi del suo ruolo e così abbrevia il soggiorno in Francia e vola in Svizzera. Sicuramente l'esperienza peggiore in Europa. Appena scesa in aeroporto alcuni sassi rompono il parabrezza dell'auto e quando cerca di parlare in pubblico le vengono lanciati dei pomodori. Ma quel viaggio di Evita insieme al fratello Juan Cito fu solo un viaggio diplomatico per trattare alcune partite di grano argentino o aveva altri interessi? C'è infatti chi sostiene che Evita sarebbe stata il tramite bancario e finanziario per una serie di transazioni più o meno scoperte tra cittadini tedeschi che avevano riparato in Argentina e le banche svizzere. Un viaggio dunque per depositare grosse somme di denaro e anche l'oro trafugato dai nazisti agli ebrei. Il viaggio le avrebbe permesso di portare il denaro da Buenos Aires alla Svizzera, ma anche ritirarlo per portarlo nel viaggio di ritorno in Sud America. Forse denaro legato al tesoro dei nazisti o anche del leggendario conto svizzero a cui avrebbe attinto la coppia presidenziale. L'operazione di deposito nelle banche svizzere avvenne il 7 agosto 1947 al bar Ulac, dove Evita Peron avrebbe incontrato François Genot della banca omonima. Secondo questa ipotesi, oro, opere d'arte, gioielli e valuta pregiata rientravano in Europa grazie all'intervento di Eva Perón. Molti anni dopo, a Tucumán, nel nord dell'Argentina, al confine con la Bolivia, tra il materiale ritrovato nella disponibilità di Klaus Barbie, il criminale nazista conosciuto come il Boia di Lione, si sono trovati anche i quadri provenienti dall'abbazia di Monte Cassino. Una lettera, incollata ad una tela, portava la firma di Juan Domingo Perón. Ecco, quindi diciamo che l'eredità delle vittime è finita in Argentina ed è finita in Vaticano. Prego, professore, vuole concludere questo personaggio? Però in questo viaggio si cerca di mostrare il volto ancora benevolo dell'Argentina. Però diciamo, lascia fare questo viaggio da sola, questa Faleira paladina, presenta la migliore Argentina che già stava accogliendo a piene mani molti di questi fuggiaschi. Tutte queste possibili ipotesi che il filmato fa intravedere sono, diciamo, tutte da verificare storiograficamente. Certo che sappiamo bene che un ingente patrimonio è stato tenuto appunto in questa comunità di San Girolamo a Roma, a Trastevere, appunto questo bottino, ecco, che la Croazia ha cercato di mettere in salvo. Non si sa poi l'epilogo che possa avere avuto. È una donna, Evita, che affronta un viaggio difficile appunto nelle capitali europee, è già malata perché purtroppo lei accusa già i sintomi della malattia che purtroppo la porterà a morire molto giovane, come sappiamo. Tuttavia cerca di avere questa
questa, diciamo, affermazione del suo paese in Europa. Per quanto riguarda invece che destino possano avere avuto le ricchezze, ecco, del bottino che gli Ustasci sono riusciti a far uscire appunto dalla Croazia, un po' a Roma, un po' in Svizzera o un po' in Argentina, si sa che possono avere avuti tante possibilità, tanti rivoli. Beh, certamente, sicuramente c'è un'autostrada verso gli Stati Uniti, il quale naturalmente pecunia non olet, diceva il buon Vespasiano al figlio, che diceva: ma fai il denaro anche con lo sterco. Questo purtroppo è la storia. Noi raccontiamo la storia né per uno né per l'altro, raccontiamo i fatti, e i fatti sono questi. Purtroppo i fatti sono molto più truci della mera narrazione storica al volo d'uccello, come normalmente si fa. Evita però era coinvolta ancora prima della guerra con il nazismo e ne ha tratto vantaggio, tant'è che era lei che gestiva la tratta, diciamo, da Genova a Buenos Aires. Le navi erano gestite da Evita Peron e naturalmente era il collegamento, diciamo, insospettato di quelli che erano gli affari degli ex nazisti, ma anche di quelli che poi si erano operati a muoversi in questa direzione. Bene, grazie professore. Io spero che i nostri telespettatori abbiano capito un pezzo di storia in maniera molto semplice, molto lineare, quello che è veramente successo e di cui normalmente non se ne parla, ma non si capisce perché. Si parla dei campi di sterminio nazisti, ma non si parlano invece di questi campi di sterminio e questa tratta di personaggi, dove non abbiamo presentato, ma avevamo un'intervista con il braccio destro del vescovo di Genova, che diceva: ma noi li abbiamo aiutati perché erano dei perseguitati, perché in quel momento c'era il processo di Norimberga che li metteva al muro e li processava secondo un diritto internazionale, ma di questo ne abbiamo già parlato. Grazie professore. Grazie al professor Patrizio Zanella per essere stato con noi. Buonasera a lei. Prima di salutarci, come sempre, ricordiamo i nostri ospiti silenziosi che passeranno al nuovo anno sicuramente dietro le sbarre, e lo farà anche Julian Assange, per il quale nel prossimo febbraio però si terrà un'udienza pubblica. È stata annunciata per il 20 e il 21 febbraio 2024, un'udienza pubblica presso l'Alta Corte inglese che dovrà rivedere una precedente sentenza che aveva rifiutato ad Assange il permesso di presentare ricorso. Quindi sarà una data importante per capire quale sarà il futuro anche giudiziario del giornalista australiano che, ricordiamo, ormai è detenuto da 4 anni e mezzo nel carcere di Belmarsh, carcere di Londra, e prima ne aveva passati 7 all'interno dell'ambasciata dell'Ecuador. Ecco, chiaramente speriamo che il 2024 possa essere un anno che porti alla scarcerazione, all'annullamento delle accuse per Julian Assange, che se dovesse essere estradato negli Stati Uniti, non ci stancheremo mai di ripeterlo, potrebbe finire dietro le sbarre per una condanna da 175 anni di carcere, una vera e propria ingiustizia. Per quanto riguarda gli altri ospiti silenziosi, Narges Mohammadi, abbiamo parlato, continueremo a parlarne, premio Nobel per la pace, anche lei resterà in carcere ancora e continua a battersi anche dall'interno del carcere per i diritti umani, i diritti delle donne, e continua a denunciare quella che è la situazione di violenza, di sopruso all'interno delle carceri. Così come vale per Aung San Suu Kyi, che resta anche lei in stato di detenzione in Myanmar dopo il colpo di Stato del 2021. Bene, per tutti e tre loro e per tutti gli altri, tutte le altre persone che vivono in una condizione di reclusione o di repressione per quelle che sono le loro idee, noi chiediamo che possano tornare al più presto in libertà, e questo è l'augurio che ci facciamo per il 2024. Ci fermiamo qui.
Grazie allora al professor Patrizio Zanella, al quale facciamo ovviamente i nostri migliori auguri per un felice anno nuovo. Gli auguri li facciamo anche a voi che siete a casa, un sereno e felice ultimo dell'anno e che l'inizio possa essere migliore, il 2024 possa portare finalmente un po' di pace, e questa non è retorica ma è sicuramente un auspicio da perseguire con convinzione. Grazie ancora e buonanotte a tutti.